bene. Allora, signora, questo è l'angolo della lavorazione del sughero proveniente dalla Sardegna. Sono dei sugheri particolari e sono usati per diverse attitudini. Se vogliamo partire con i bigliettini da visita, che sono questi qui, piccolini, sono dei fogli di sughero speciale, chiamato extra. Sono 2 fogli di sughero e in mezzo c'è un foglio di velina. Questi fogli vengono tagliati a 1/10 e 1/16 di millimetro da lame affilate costantemente da 2 cuscinetti di pietra merino. Si può scrivere sopra, infatti si usano come bigliettini da visita. Poi abbiamo le cartoline che rappresentano i costumi sardi, con il nuraghe, poi c'è il pastore, poi c'è un anziano seduto, qui c'è un libro che si può scrivere, è un libro fatto di fogli di sughero e rivestito con della corteccia di sughero vergine o sughero maschio. Qui la stessa cosa continua. Qui abbiamo un tappo di sughero per un tipo di ancora in vetro, in modo che è stato lavorato, fatto un girasole sopra e disegnato. Lì abbiamo i coltelli che provengono da Arbus e ci sono le varie forme e le varie misure. Il manico è fatto di bufalo o di montone, dalle corna del bufalo di montone. Abbiamo i piatti che servono, i piatti in sughero che servono per la frutta, in effetti per diverse attitudini, la frutta, del pane oppure della carne cotta. Normalmente si usa mettere la carne del maialetto tagliata a pezzi in modo che rimanga abbastanza, siccome è isolante il sughero, rimane abbastanza tiepida tiene la carne calda. Lì è stato fatto un piccolo cinghialetto, solo uno schema, bisognerebbe un po' lavorarlo un po' di più, comunque va bene così. In mezzo abbiamo uno specchio, lo specchio è stato ricavato dalla corteccia di un tronco che è stato tagliato un ramo. Il sughero tende a rimarginare la ferita, ossia il taglio, e se vede all'interno però non ha fatto in tempo a rimarginarsi e di conseguenza è stato fatto uno specchio. Allora, questa qui è chiamata barile in sardo e serviva per quando si andava a mietere, si riempiva d'acqua e teneva l'acqua tutto il giorno fresca. Lo stesso dietro è un altro piatto che si può usare anche per dolci o per caramelle e così via. Qui abbiamo una specie di conca che serviva per bere l'acqua. In campagna si usava, sulle sorgenti c'era sto sughero, attingevi l'acqua, bevevi, si puliva, si rovesciava, si lasciava sulla sorgente. Chiunque passava poteva usufruirne e bere da lì. Quello è un sughero particolare di una pianta molto vecchia che la sua protuberanza gli ha dato quella forma lì. Le cartoline, l'abbiamo già parlato prima, quello è un costume di orgosolo, questo rappresenta un balletto e un anziano che suona il piffero. Qui è un portagioie, un cofanetto portagioie, e quindi va normalmente sopra un comodo, sopra un qualcosa. Quello è uno sgabello.
normalmente davanti al focolare avevamo degli sgabelli, in Sardegna si usavano gli sgabelli in legno, sono facili da pulire, molto leggeri e si sedeva sempre lì. Poi quella lì è una vecchia arnia, allora lì manca solo il capo, il coperchio, che veniva fissato con dei piglioli, dei chiodi in legno fatti di Ginevra, ed era un'arnia vera e propria. E lì c'è la foto all'origine che sta scendendo giù il miele sul vasetto. Sotto quel frutto lì è la pianta del corbezzolo che produce la pastura, quando l'ape pastura quello è chiamato miele amaro perché ha un gusto dolce amaro e quindi è chiamato miele amaro, proviene proprio dal corbezzolo. Lì è la fioritura della quercia da sughero, è una catasta che sta stagionando del sughero. Qui abbiamo i vari, questi sono i quadretti, dei quadretti che vengono tagliati a mano poi per essere smussati e fare i tappi, e abbiamo una varia selezione di tappi, anche tappi per imbottigliare vini da conservazione o vini da invecchiamento. Abbiamo una bottiglia rivestita con la scritta Bardente, però sarebbe l'acquarite, per noi l'acquarite. Questi sono, questo è chiamato uccu e serviva per bere l'acqua dal tinozzo, prendevi il mestolo, bevevi e bevevi l'acqua. La stessa cosa, varie misure, ce n'erano addirittura molto più grossi di questi sono fatti un po' in miniatura. Questi sono pezzi di sughero spessi, chiamate bonde, che si usano per diversi motivi. Quando il sughero è un po' scadente viene macinato e fanno dei pannelli isolanti. La stessa cosa, piatti da portata per la carne. Lì abbiamo, continuiamo ancora qui avanti. Allora, anche questo è fatto ad esempio per le carni, anche per tenere le carni fresche, per impastare la salsiccia e così via. Possono essere usati a diverse cose. Idem questi qui, sono dei piatti normalmente che usiamo da mettere il maialetto cotto e disteso sulla. Qui abbiamo le varie fasi abbiamo le varie fasi dell'estrazione del sughero. Si parte che la pianta col sughero da estrarre, quella lì. Poi passiamo allo scorcino, uno che incide con l'accetta, un'accetta particolare molto sottile, si incide il sughero e si estrae. Ci sono diversi operai che stanno a lavoro nelle campagne mentre estraggono il sughero. Normalmente si estrae in coppia perché da soli è difficile, lo stesso in particolare quando le piante sono grosse, bisogna salire su in alto, in mezzo ai rami, tra i rami e estrarre il sughero. Lì c'è la scura e l'accetta fatta col manico a cuneo che distacca il sughero dal tronco della pianta. Lì abbiamo la pianta decorticata già estratta e quindi si presenta il suo colore così giallino arancione, perché quella corteccia lì deve riprodurre poi nuovamente il sughero. Qui una catasta di sughero che sta facendo la stagionatura, perché prima viene stagionato, poi viene bollito e poi di conseguenza lavorato. Qui abbiamo una pianta che è particolare per la sua grandezza. Se lei osserva abbiamo oltre il tronco 6 rami che sono stati decorticati, ho estratto il sughero perché permetteva, appunto essendo grande, di sfruttare di più l'estrazione del sughero. E
questi sono i piatti fatti per il pane, per i dolci e così via. Vengono lavorati. Molti sono addirittura, questi sono con delle fibre, addirittura venivano avvolti con le foglie della scodelo e quindi erano proprio le vecchie corbule, che le chiamiamo così. Le vecchie corbule erano fatte, ma erano grossissime e si usava anche per mettere il pane oppure il chicchissì. Avevano 1000 usi in effetti. Non so se voleva sapere qualcosa ancora, ma... No, ma sei benissimo, sono molto felice e un saluto a tutto il mondo. Arrivederci e grazie, speriamo di vederci alla prossima festa dei Sardi a Chiosasco. Grazie, ciao. Grazie.